Bottega Veneta delle Arti. Pensa che è un nome che io ho coniato più di 30 anni fa nel sogno di avere un cappello che raccogliesse artigiani virtuosi del Veneto. Sono maestro artigiano del Veneto, nel mio settore ci sono solo io, questo è tutto dire, quindi sono scoraggiato, non sono incentivato a questo. L'ho ripreso io 10 anni fa, questo marchio che avevo progettato per la mia attività, perché io in effetti mi trovavo prima in centro a Cortina per 5 anni e lì era un'istituzione, la bottega, a parte Icaro che lì è diventato una star internazionale, il nostro gufo, lì era una grande vetrina. Poi la mia bottega aveva 14 addetti, arredavo le case più belle del mondo, su idee e progetti miei, ero l'incubo degli architetti, mai avuto un architetto davanti o vicino. Ho fatto 2 anni di architettura. In quegli anni sono diventato guida alpina, erano l'82 a Venezia, un periodo in cui si facevano gli esami di gruppo, praticamente uno studiava e 5 diventavano architetti. No, non era per me. Io sarei stato un buon architetto, molto bravo, perché amo tutte le materie, lavoro pietra, ferro, legno, vetro, lavoro tutto. E non solo, faccio sperimentazione con tutti i materiali. Poi credo di essermi formato nel mio gusto attuale negli anni del liceo, assolutamente. Grazie a un professore di storia e filosofia che ci ha fatti innamorare di tutto quello che era il Rinascimento, Medioevo, tutto il periodo, il gotico è un periodo trasversale, non è un'epoca, perché se guardiamo la Sagrada Famiglia il gotico esiste ancora. Però quel gusto di italianità assoluta io lo vedo espresso nel Rinascimento italiano, nelle corti rinascimentali. E lo vedi nelle mie cornici, lo vedi dappertutto nel mio lavoro. La ricerca formale, il modulo, infatti io faccio tantissimi corsi e molti li chiamo corsi di decoro da falegnameria, che sembra banale se non vai a capire cos'è. Questo qui è un decoro di un soffitto. Però un soffitto senza questo è nudo, con questo è una bellissima donna con una lingerie meravigliosa. L'hai vestito intimamente. Pinocchio, ho odiato Pinocchio fino ai 29 anni. Vengo da una famiglia che ha avuto tante disgrazie. Ho vissuto tantissime cose nella mia vita e sentir parlare di disgrazie e di miseria anche no. Quindi Pinocchio l'avevo letto, mi ha dato fastidio. Un giorno nella mia falegnameria ho detto devo fare un Pinocchio, volevo ritagli di legni vecchi, di cirmolo, bruciare il legno che è una storia a me fa male. Ho capito subito che regolare le macchine era il tempo più lungo, non fare i pezzi. Quindi il primo Pinocchio mio erano 3. Quando ho visto 3 Pinocchi fatti in legni metà antichi e metà cirmolo, mi ha colpito non la bellezza, non solo, erano molto molto belli, mi ha colpito il modulo ripetuto alla Andy Warhol, il modulo pop. E lì la prima idea è stata pensa a vederne 100 insieme, o 1000, così. Settimana dopo 27, quella dopo ne ho fatti 50, poi ne ho fatti 100, 500 e 1000 in una buttata. 1000 sono un camion di Pinocchi. Con quelli ho girato l'Europa, ho fatto installazioni, contatti con l'Istituto Italiano di Cultura e andavo a fare installazioni nelle piazze dove 1000 Pinocchi sono paragonabili all'esercito di terracotta in Cina. Poi dopo i primi 1000 Pinocchi ho fatto una scoperta, sono nato lo stesso giorno del Collodi, il 24 novembre. L'anno prossimo, 200 anni dalla nascita, esce il mio libro su Pinocchio, perché è diventato talmente intimo che come ho cominciato a fare Pinocchio è nata una frase che le accompagna tutti questi Pinocchi qui, con una certificazione che io aggiungo al bigliettino di Bottega Veneta, di Cirmolo: Pinocchio è un albero e gli alberi non dicono le bugie. Questa è la mia filosofia. È prerogativa del genere umano dare sempre la colpa agli altri e soprattutto a chi non può controbattere o difendersi. Ecco. Quindi il mio Pinocchio è anche il sottotitolo del libro che uscirà, che si chiama Osteria alla Dama Blu. Ti anticipo che sarà la storia di una bambina innamorata di Pinocchio che un giorno nell'osteria vicino a casa sta per fare l'esame di quinta elementare, sta bambina. La mamma non è arrivata, è ancora al supermercato, la chiama col cellulare, dice ferma lì, è un piccolo borgo di pietra come i nostri qui intorno.
Lei vicino a casa ha un'osteria, la Dama Blu, lei non sa cos'è, perché è roba da grandi. Lì giocano a carte a mezzogiorno, figurati che personaggi ci sono dentro. Si affaccia alla porta di questa osteria, vede sta signora con la ricrescita giurassica e i capelli azzurri, che è dolcissima. Il libro è fotografico, la sorpresa più grande sarà vedere le facce che ho scelto per il libro. Questa bimba comincia ad entrare in osteria, scopre che ci sono il gatto e la volpe che giocano a carte e sono proprio loro, perché la fatina, che lei non sa essere la fatina, chiede alla fatina: ma quelli chi sono? Sembrano i personaggi di un libro che ho letto, che io amo, il gatto e la volpe e Pinocchio. Sì, c'è un personaggio bellissimo nel libro, il grillo parlante, che è un balbuziente che si chiama Christian. È un libro cristiano, io sono un pastore evangelico con mia moglie, e parlerà di amore e perdono, la novità di questo libro. E di questa cosa che tutti i cambi di scena sono turbati da queste entrate di vento che apre le finestre, che scorre a mo' di Spirito Santo. Il lavoro è fatto di mettere nero su bianco progetti. Sono come le nuvole in cielo i miei progetti, perché io sogno di notte quello che farò l'indomani. Il problema è che il tempo non c'è per fare tutto. Fermare periodicamente delle cose e mantenerne memoria visiva, documentata, aiuta a sedimentare questo know-how e questa esperienza da trasmettere agli altri. La cosa che io so fare in assoluto meglio è insegnare, perché motivo le persone, le faccio innamorare intanto di questo tipo di lavoro e poi portarle con le loro mani a realizzare le loro storie, i loro oggetti, personalizzarli e con un format che gli permette di cambiarli costantemente. Questa è la cosa bella. Quindi grandi corsi, scuole. Sono nelle scuole da 43 anni, perché io ho capito subito dopo il liceo classico che alle medie c'era bisogno dei laboratori e alle elementari anche, ho cominciato lì. Poi ho fatto grandi passaggi, 20 anni nei CEOD con l'handicap, psichiatrico, Sant'Artemio di Treviso, strutture ospedaliere. E dall'asilo poi università, Bicocca, Milano, Iulma, Venezia, seminari, conferenze. Il talento è tale e nobile quando viene esercitato costantemente.